Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qua e volevo parlare con voi di questo fiore essiccato. L'avete visto in un bellissimo campo giallo, quasi un dipinto di Van Gogh. L'abbiamo visto con il capochino e adesso lo vediamo così, ormai secco, perché è arrivato a maturazione. Sì, sto parlando dei miei fiori di girasole, o meglio del nostro raccolto di girasole in coltivazione biologica. È arrivato il momento della raccolta, i fiori si sono essiccati e hanno lasciato posto nella lavorazione a questi semini che verranno utilizzati per la produzione di olio o che anche noi in casa potremo gustare nelle nostre insalate. Tant'è che io per questo fine settimana voglio proporre dalla cucina di Valgrande delle insalate con dei semini, appunto con i semi di girasole, abbinate ad altri prodotti che la stagione in questo momento ci sta offrendo. Quindi potremo trovare insalate verdi, l'insalata di radicchio con l'aggiunta di frutta come pere o cubetti dell'ultimo cocomero. Potrete però trovare qui a Valgrande anche le nostre paste preparate in casa con l'uovo e la farina integrale o i nostri risotti. E come secondi piatti si possono gustare i volatili del nostro allevamento o il coniglio arrosto per questo fine settimana, i dolci con la frutta di stagione o la meringata realizzata in casa da noi assieme alla tenerina al cioccolato per i più piccoli o altri dolci con la frutta. Quindi se siete interessati anche per questo fine settimana a gustare le nostre preparazioni, vi invito a telefonare e a prenotare il vostro tavolo, ma se siete curiosi anche di avere informazioni sulle nostre proposte, vi invito a contattarci attraverso i riferimenti che troverete nelle pagine del nostro sito o nei nostri contatti social. Vi aspetto, ciao!